Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel credo noi professiamo che Gesù di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. La storia umana ha inizio con la creazione dell'uomo e della donna a immagine e somiglianza di Dio e si chiude con il giudizio finale di Cristo. Spesso si dimenticano questi due poli della storia e soprattutto la fede nel ritorno di Cristo e nel giudizio finale a volte non è così chiara e salda nel cuore dei cristiani. Gesù durante la vita pubblica si è soffermato spesso sulla realtà della sua ultima venuta. Oggi vorrei riflettere su 3 testi evangelici che ci aiutano ad entrare in questo mistero: quello delle 10 vergini, quello dei talenti e quello del giudizio finale. Tutti e 3 fanno parte del discorso di Gesù sulla fine dei tempi nel Vangelo di San Matteo. Anzitutto ricordiamo che con l'ascensione il Figlio di Dio ha portato presso il Padre la nostra umanità da Lui assunta e vuole attirare tutti a sé, chiamare tutto il mondo ad essere accolto tra le braccia aperte di Dio affinché alla fine dell'istoria l'intera realtà sia consegnata al Padre. C'è però questo tempo immediato tra la prima venuta di Cristo e l'ultima, che è proprio il tempo che stiamo vivendo. In questo contesto del tempo immediato si colloca la parabola delle 10 vergini. Si tratta di 10 ragazze che aspettano l'arrivo dello sposo, ma questi tarda ed esse si addormentano. All'annuncio improvviso che lo sposo sta arrivando, tutti si preparano ad accoglierlo, ma mentre 5 di esse, sagge, hanno olio per alimentare le proprie lampade, le altre, stolte, restano con le lampade spente perché non ne hanno. E mentre lo cercano giunge lo sposo e le vergini stolte trovano chiusa la porta che introduce alla festa nuziale. Bussano con insistenza, ma ormai è troppo tardi. Lo sposo risponde: non vi conosco. E il tempo di attesa del suo arrivo è il tempo che Egli ci dona a tutti noi con misericordia e pazienza prima della sua venuta finale. È un tempo di vigilanza, tempo in cui dobbiamo tenere accese le lampade della fede, della speranza e della carità, in cui tenere aperto il cuore al bene, alla bellezza e alla verità, tempo da vivere secondo Dio, poiché non conosciamo né il giorno né l'ora del ritorno di Cristo. Quello che ci è chiesto è di essere preparati all'incontro, preparati a un incontro, a un bel incontro, quell'incontro con Gesù, che significa saper vedere i segni della sua presenza, tenere viva la nostra fede con la preghiera, con i sacramenti, essere vigilanti per non addormentarci, per non dimenticarci di Dio. La vita dei cristiani addormentati è una vita triste, non è una vita felice. Il cristiano deve essere felice, la gioia di Gesù, non addormentarci.
La seconda parabola, quella dei talenti, ci fa riflettere sul rapporto tra come impieghiamo i doni ricevuti da Dio e il suo ritorno, in cui ci chiederà come li abbiamo utilizzati. Conosciamo bene la parabola. Prima della partenza il padrone consegna ad ogni servo alcuni talenti affinché siano utilizzati bene durante la sua assenza. Al primo ne consegna 5, al secondo 2, al terzo 1. Nel periodo di assenza i primi 2 moltiplicano i loro talenti. Queste sono antiche monete, no? Mentre il terzo preferisce sotterrare il proprio e consegnarlo intatto al padrone. Al suo ritorno il padrone giudica il loro operato, loda i primi 2, mentre il terzo viene cacciato fuori nelle tenebre perché ha tenuto nascosto per paura il talento, chiudendosi in se stesso. Un cristiano che si chiude in se stesso, che nasconde tutto quello che il Signore gli ha dato, ma è un cristiano, non è cristiano, è un cristiano che non ringrazia Dio tutto quello che gli ha donato. Questo ci dice che l'attesa del ritorno del Signore è il tempo dell'azione. Noi siamo in tempo dell'azione, il tempo in cui mettere a frutto i doni di Dio non per noi stessi ma per Lui, per la Chiesa, per gli altri, il tempo in cui cercare sempre di far crescere il bene nel mondo. E in particolare in questo tempore di crisi, oggi, è importante non chiudersi in se stessi, sotterrando il proprio talento, le proprie ricchezze spirituali, intellettuali, materiali, tutto quello che il Signore ci ha dato, ma aprirsi, essere solidali, essere attento all'atto. Nella piazza ho visto che ci sono molte giovani. È vero questo? A voi che siete all'inizio del cammino della vita, chiedo, avete pensato ai talenti che Dio vi ha dato? Avete pensato a come potete metterli al servizio degli altri? Non sotterrare i talenti. Scommettete su ideali grandi, quegli ideali che allargano il cuore, quegli ideali di servizio che renderanno fecondi i vostri talenti. La vita non ci è data perché la conserviamo gelosamente per noi stessi, ma ci è data perché la doniamo. Cari giovani, abbiate un animo grande, non abbiate paura di sognare cose grandi. Infine, una parola sul brano del giudizio finale, in cui viene descritta la seconda venuta del Signore, quando Egli giudicerà tutti gli esseri umani, vivi e morti. L'immagine utilizzata dall'Evangelista è quella del pastore che separa le pecore dalle capre. Alla destra sono posti coloro che hanno agito secondo la volontà di Dio, soccorrendo il prossimo affamato, assetato, straniero, nudo, malato, carcerato. Ho detto straniero, penso a tanti stranieri che sono qui in diocesi di Roma. Cosa facciamo per loro? Mentre alla sinistra vanno coloro
che non hanno soccorso il prossimo. Questo ci dice che noi saremo giudicati da Dio sulla carità, su come lo avremo amato nei nostri fratelli, specialmente i più deboli e bisognosi. Certo, dobbiamo sempre tenere ben presente che noi siamo giustificati, siamo salvati per grazia, per un atto di amore gratuito di Dio che sempre ci precede. Da soli non possiamo fare nulla. La fede è anzitutto un dono che noi abbiamo ricevuto, ma per portare frutti la grazia di Dio richiede sempre la nostra apertura a Lui, la nostra risposta libera e concreta. Cristo viene a portarci la misericordia di Dio che salva. A noi è chiesto di affidarci a Lui, di corrispondere al dono del suo amore con una vita buona, fatta di azioni animate dalla fede e dall'amore. Cari fratelli e sorelle, guardare al giudizio finale non ci faccia mai paura, ci spinga piuttosto a vivere meglio il presente. Dio ci offre con misericordia e pazienza questo tempo affinché impariamo ogni giorno a riconoscerlo nei poveri e nei piccoli. Ci adoperiamo per il bene e siamo vigilanti nella preghiera e nell'amore. Il Signore, al termine della nostra esistenza e della storia, possa riconoscerci come servi buoni e fedeli. Grazie.